L'origine della forza idraulica svizzera chatten ins en il Grischun, en l'Hotel Kulm a San Murezzan. Con agit della forza idraulica ha tragligià in quel hotel l'emprima glisch elettrica della Svizzera. Johannes Badrut avesi l'on 1878 per l'emprima giada in una turbina d'elettricità all'Exposizione Mondiale a Paris ed è sta usce fascinà che la voli avair in Natala per ses hotel per l'Hotel Kulm. Ed uscia a installare l'emprima glisch elettrica della Svizzera in la sala da mangiare dell'Hotel Kulm. Da quest spiert pionier de Johannes Badrut esse nus naturalmein specialmein superbis e nus emprovain erozendi da viver vin avant tenor quest spiert de pionier. 140 ans pli tard è la forza idraulica l'energia primaria la pli importante della Svizzera. La forza idraulica è stata un catalisator per il sviluppo del Grischun. Wenn man sich fragt, was... Scinsa domanda c'è che la forza idraulica ha portato tut en tut, allora ha ella finalmein lascià en avos orvan tut fastiz en las regions del Cantun e in forza uscia la base economica. Quella consistiva fino a quel momento din sector agricol, din sector turistic considerabile ed allora, sco terza piccia, pia della forza idraulica con sies entradas. In una regione che approfitta e che profita anche ad una fermamente dalla forza idraulica è la Bregaglia. La produzione di elettricità ha cominciato avanti passa 60 anni con la costruzione del stabilimento tras la città da Turic. Il è venuto schiaffides numerose piazze da lavoro, chains d'aua è venuto pagats, il ha dato una crescenza economica importante ed oltre da quai proteggen questi mirs da serra contro inondazioni che hanno giunto grandi danni in la vallata e nel passato. Il è impossibile da immaginare la Bregaglia senza produzione d'energia elettrica. Grazie alle entradas e grazie a tutti gli altri vantaggi che noi abbiamo, è la Bregaglia sco regione periferica e in mince casi in leu nur chi può vivere bene. Oltre da quai è nostra vicinanza in caso da fare tutte le investizioni che sono necessarie per il futuro. En il passato ha il Grischun pi approfittare della forza idraulica, ma porta ella vantaggi per l'avvenir? Die Wasserkraft hat als Scofactur per producir electricitat alla forza idraulica qualitats extraordinarias. Nus enconosciain la tecnologia, nus la podain domaniar, ella è efficienta, ella è indigena, ella è per grande part neutrala a riguardo il clima ed ella è dirigibile quantitativamente grazie als leis d'accumulazione. Per tutti questi motivi è ella finalmente indispensabile per la Svizzera. Ella garantisce che abunda elettricità può venire producida in Svizzera ed ella garantisce che l'elettricità sta a disposizione il dret momento, cur che ella ven duvrada. Pia è il futuro della forza idraulica garantì a lunga vista. Bain savent chi dat outs e bas, chi dat temps mein bunds, ma fitch bunds, e che la forza idraulica ven adina ad avair sia importanza.